Signore e signori, da semplice furgone a camper con ambizione, ecco a voi Tal. Era solo un furgoncino triste e un po' stanco. Poi arrivò un umano col metro e il banco. Ti metto il letto, i pannelli e il frigo. E rise forte, è il mio momento figo. Ora a tutti ragazzuoli, buongiorno, bentornati in questo weekend che ve lo dico fa più freddo, soprattutto la mattina, ma va bene dai, è ancora accettabile, è molto peggio. Ho cambiato la disposizione del timelapse perché, essendo che adesso dobbiamo praticamente lavorare nei laterali, dobbiamo terminare qua e dopo andremo dall'altro lato. Se la metto nella solita posizione si vede veramente poco. Faccio questa prova in modo che almeno si vede qualcosa in più, perché mi sono accorto che quando ho scaricato i file, essendo di lato proprio sono tagliato, quindi non si vede quasi niente. Poi magari quando facciamo anche di qua, in base a quanto tempo perdiamo, la metto anche in questa angolazione. Comunque, volevo farvi vedere, tra l'altro, il supporto del differenziale che avevo comprato mesi fa, che io non ho mai aperto e ho deciso di aprire e controllare. Sarebbe stato meglio farlo subito, però non ci ho più pensato, quindi ve lo faccio anche vedere. Tra l'altro è tornato disponibile l'altro, che era irrecuperabile. Però ho fatto un po' una cacata, nel senso che ho ordinato lo stesso di quello che ho già. L'ho ordinato giovedì sera e meno male che oggi ho deciso di portarmelo dietro, aprirlo, e mi sono accorto che è lo stesso. Mi ero proprio confuso, ero convinto di aver preso l'altro. Io ho subito inviato l'email, è un sito tedesco, e spero, siccome ci vuole 5-6 settimane per averlo, perché devono farlo arrivare, non ce l'hanno tipo in magazzino, quindi io spero che riusciamo a fare il cambio con l'altro, perché cambia una lettera tra i due supporti ed ero convinto che mi mancava l'altro. Spero che riusciamo in qualche maniera a farmi il cambio con l'altro. Ed eccolo qua, questo qua è quello più posteriore, cioè quello è praticamente questo qua, ed è fatto veramente di qualità. Ci sono all'interno, c'è il cuscinetto nuovo rinforzato, tutti i bulloni nuovi, e fatto veramente bene. Prenderò solo la misura a controllare che sia giusto, ma comunque dovrebbe essere questo. Almeno dovevo farlo subito, lo so, però vabbè. E questa è la parte che si è tutta sfogliata nel nostro in quello che c'è sopra Tal. E vabbè, comunque fatto veramente bene. Questa mattina ho deciso di grattare, cioè non l'ho deciso adesso, ma nell'arco della settimana, internamente qua alla corsia, che è un po' rognoso, in modo che una volta che qua abbiamo fatto possiamo andare qui e nel caso mettere vari sigillanti o vedere come comportarci, però almeno sopra sono sicuro che non devo più metterci le mani, quindi procedo in questa maniera. Tra l'altro sicuramente avete fatto caso nei vari video, cioè da quasi sempre, che sentite tipo un rumorino un po' fastidioso che viene trasmesso dal mio supportino ai microfoni della GoPro. Vi dà un casino fastidio anche a me, credo che sia, c'è qua un aggeggino, questo qua, credo che serva per fermare, diciamo, la posizione della tessera cavalletto. E ne ho ordinato un altro nuovo su AliExpress, abbastanza cinesato ovviamente, ma tanto per vedere se non si sente più questo rumore, perché è veramente fastidioso. Non so se voi l'avete notato, ma credo di sì. Anche io quando faccio il montaggio mi dà fastidio, quindi arriverà a breve e lo testiamo. Dai, comunque ho già fatto un intro di 5 minuti, però volevo spiegarvi questa cosa qua, quindi ciancio le bande e iniziamo. Ragazzuoli, un bel macello. È mezzogiorno e 40, quindi ora di pranzare. Vi faccio vedere cosa ho fatto in questa mattinata. Veramente si va a rilento perché è un casino. Allora, è praticamente impossibile farvi vedere, che si ci arriva a malapena. Comunque questa zona tutta internamente l'ho grattata ed è stata la parte ovviamente peggiore. Ho grattato anche i punti là dove vedete prima il ferro vivo, e dove ho grattato tutto lì dietro. Guardatevi che è difficilissimo farvi vedere. Come vedete anche qua vicino al buco ho un po' grattato e tagliato via la parte marcia, e alla fine quella zona lì che vedete aperta è dove ci metteremo la labiale zincata, ma non saldata, perché ho già avuto l'esperienza facendola dal basso ed è impossibile, non si riesce proprio, è un delirio. Quindi incolleremo sigillante un pezzo di lamiera. Ripeto, è impossibile far vedere, ma sono entrato tutto lì dentro la fessura che vedete aperta, perché dentro c'era ancora del marcio, e a tirarlo via è stato un delirio, vi giuro, un delirio. Adesso qui ho grattato per capire cosa è marcio e cosa si arriva a ferro vivo. Devo farlo ancora lì dentro,
Dopo venire avanti dovrebbe essere più semplice. C'è un'altra zona qua merdosa, però un pochettino alla volta facciamo. Per chi magari si starà chiedendo, appunto, come vi ho accennato prima, perché non saldo le parti bucate eccetera, è perché l'ho già fatto, come vi ho accennato prima, per un'altra zona vicino dove c'era il serbatoio, e essendo sdraiato con la maschera non puoi appoggiarti, schizzano tutti i residui di ferro, comunque della saldatura addosso, e quello comunque è minimo. Il problema è che proprio non hai lo spazio. L'ho già fatto ed è stato un delirio, e vai anche a bucare perché essendo la lamiera debole si buca, quindi credo che andrei a fare anche più danni. Dovevo avere un ponte e quindi si poteva fare, ma va bene, e mi accontento così, va bene. Lì, ripeto, non è strutturale, non ci va peso, non ci va niente. Metteremo pezzo di lamiera tagliato a misura come se dovessimo saldarlo, sigillante a go-go, dopo verrà protetto con zincante, fondo e un sacco di antirombo, e lì non si aprirà mai più, fidatevi. Bene, mangio e probabilmente farò aggiornamento stasera perché il lavoro è quello, vado solo avanti con molta pazienza. Ragazzuoli, è veramente un delirio. Ci metteremo tantissimo a fare questo lavoro e è veramente... Faccio vedere al volo cosa ho fatto di oggi. Ed ecco qua la parte che ho fatto, e ho fatto la parte sotto. Sopra alla fine ho abbandonato perché andando qui dentro c'è un pochettino di ruggine e non si riesce ad arrivarci. Quindi ci butteremo il convertiruggine. Proprio di buttarci il convertiruggine qua. Sto facendo questa parte proprio perché qui internamente c'è la lamiera marcia che man mano che gratto viene via, e sicuramente va anche fino in fondo, ma non ci arrivo, quindi tiro via il grosso, poi ci metteremo il solito zincante e chiudiamo con il silicone. Però ero convinto che questa lamiera qua si venisse via tutta, invece in realtà c'è la lamiera buona, e da un lato ottimo. Il problema principale è che ovviamente si ci mette una vita veramente, perché c'è silicone vecchio sigillante, scusate, strato anche di tipo un blocco a ruggine che è stato messo, come vi ho già spiegato, che è nero, che fa una patina, e poi sotto c'è la ruggine e in tanta, c'è molta quantità, quindi devo andare proprio a scavare. Ci vuole tantissima pazienza e ci metteremo una vita a fare questo lavoro, però ahimè sa da fa. Adesso metto via tutto e noi ci vediamo domani mattina sempre qua a continuare questo lavoraccio. Ci vediamo domani, vi auguro una buona serata e a tra poco. Era un furgone, niente di speciale, ruote e un volante, molto essenziale, ma dentro al cofano c'era un'idea, io voglio una cucina e la vista sul mare. Hola a tutti ragazzoli, bentornati. Questa giornata domenicale in cui è cambiato l'ora. Ho dormito un'oretta in più, che fa la differenza, ma nonostante ciò mi sento stanchissimo, le braccia, perché comunque stai lì a grattare, fidatevi che si ci stanca, anche se sembra una cavolata. E poi sono stanco, sono più stanco del solito. Però pazienza, se voi starete pensando che mi stanco a stare sdraiato a grattare, fidatevi, anche mentalmente. Come vi accennavo ieri sera, comunque c'era anche Gigi che faceva i lavori, così non mi sono dilungato troppo a salutarvi e a spiegarvi. Però il lavoro è veramente una merda. Lo immaginavo e vabbè, dovrebbe essere praticamente l'ultimo di questo genere, proprio così rognoso, noioso, e ti fa passare la voglia ti viene la voglia di mollare tutto. Veramente. Stamattina penso di terminare questa zona che è veramente messa anche qua male, così questa zona qua l'abbiamo fatta, e di fare anche qua, vediamo. E dopo il tempo che mi rimane andiamo avanti e poi dobbiamo zincare. Allora, aggiornamento pre-pranzo, e indovinate un po', ovviamente la situazione si sta complicando ancora maggiormente. Ci metteremo ancora di più, però adesso vi spiego il perché. Allora, teoricamente voi dovreste riuscire a vedere questa patina nera. Vedete che qua è bianco e qua è nero. Ok, c'è dappertutto ed è del blocco a ruggine, credo, che è stato messo un po' in giro. Il problema è che andandolo, prima di verniciare, zincare questa parte qua, ho detto aspetta che lo pulisco perché non va bene che rimane attaccato, che dopo non possiamo grattarlo. Grattandolo con la spazzola, con l'avvitatore, al di sotto viene fuori anche la ruggine praticamente. Se voi guardate tutta questa parte sotto che ho grattato, cioè guardate quanta è,
sta qua era tutta nascosta da questo blocco a ruggine, perché non la vedi e fai il suo lavoro, la blocca, a parte in alcuni punti che inizia a raffiorare, però il problema è che andando a pulire ho visto che c'è ancora ruggine, quindi ho dovuto grattare ancora tutta questa parte qua, tutta sotto, vedete, è un bel po'. Sono arrivato praticamente al punto dove ci siamo fermati ieri nella parte sotto, però completando tutto. Ho fatto anche tutta questa parte qua, vedete, fin qua dove finisce. Questa parte qua è messa molto bene, a parte la parte finale qui, vedete, tutta questa parte qua l'abbiamo terminata, quindi almeno qua andiamo a zincare ed è a posto. Penso di fare anche questi piccoli punti e vediamo cosa riesco a fare oggi, perché poi dobbiamo pulire, che ci metteremo un po', e zincare, che di per sé non è tanta la parte. La zona, e dopo ci sono alcuni punti, forse ve l'ho detto ieri, non lo so, che ci sarà da metterci i convertiruggine, perché non ci arrivo neanche con le flessibili del Dremel. Quindi dove non ci arriviamo, ahimè, cercherò di dare una grattata con la carta vetrata e la maggior parte quello che verrà via viene via. Gli mettiamo convertiruggine e vabbè, quello che accadrà. Tutto sto lavoraccio e questa zona che è messa male, come vi ho già detto nello scorso episodio, credo, non lo so, comunque io ve lo ripeto, sarebbe stata da tagliare via tutta questa parte e risaldarla nuova, ma non ho né la capacità di fare questo grande lavoro e neanche potrei farlo fare, perché non so quanto mi chiederebbe un carrozziere, sempre se lo trovi, che venga qua a fare questo lavoro. Quindi in questa maniera sicuramente non è proprio il top, però io lo faccio al meglio, come vedete, come sto facendo tutto, e secondo me comunque fidate che durerà anni e anni, probabilmente neanche lo toccheremo, forse mai più, perché comunque avendolo protetto, prima che dall'interno, da quelle parti dove c'era la lamiera doppia, che non riesco ad arrivarci, prima che da lì pian piano riaffiori e cominci a mangiare lo zinco, il fondo antiruggine, il bianco e l'antirombo, cioè ragazzi, penso che ne passi di tempo. Farò forse prima a buttarlo via. Vabbè, pranzo e dopo farò avanti un pochettino finché riesco con le tempistiche, pulizia e si zinca. Che bello quando entri a letto così e scalda. Comunque, allora sto per iniziare a dare una pulita e a zincare, faccio vedere le piccole cose che ho fatto al volo. Allora, ho terminato la parte alta qua dei punti e sono andato a grattare al meglio possibile. Adesso non riesco a far vedere comunque la parte qui interna, perché c'era un paio di punti e dopo c'è una parte qui sotto che non riuscivo, e anche qua dentro all'interno, però sono andato con la carta vetrata a mano a tirare via il più grosso, pazienza, e lo riempiamo di zincante. È lo stesso, cioè è lo stesso, più di così posso fare. E qua sotto sono arrivato fino a qua dove eravamo prima praticamente, però un attimo ho rigrattato ancora certe zone. Qua si è aperto un buco, non so se lo vedete, se dovesse vederlo, era, mentre grattavo vedevo che si stava mangiando, alla fine si è aperto, quindi l'ho grattato. Si potrebbe grattare ancora, ma cioè, sto qua una vita, ripeto, sarebbe stato da tagliare questo bordino qua, però questo è il metodo che userò e che faremo. Tutto il resto vabbè, non pensavo, ci andiamo avanti alla mano. Mi dispiace comunque per voi che saranno video veramente noiosi anche questi, portate pazienza anche voi, e come la sto portando io, però fidatevi che è più bello vedere i video che fare il suo lavoro. Dai, vi faccio vedere poi dopo, prima di andare via, le parti zincate, che è un po' un piccolo traguardo, si può dire, sì, piccolo passo, vabbè, la chiusura del lavoro che si fa, come tutte le volte che abbiamo zincato, e non vedere più la ruggine lì è bello, dai, comunque. Ecco ragazzoli, tutto il lavoro di questo weekend preservato. Ho fatto molta fatica nelle zone nascoste, ci andrà poi il sigillante, però l'ho infilato dappertutto, dove al meglio possibile col pennellino, però è stato veramente complicato. L'ho messo anche troppo, gocciolava, però non ci importa, è importante che protegge. Qui dentro soprattutto non si ci arriva, cioè vedete, non riesco neanche a fare ripresa. La parte interna non so cosa ci sia andato, spero che qualcosa ci sia andato, è stato un casino, però vabbè dai, almeno bella lavoretta. Settimana prossima, il prossimo weekend ci manca, continuiamo ad andare avanti, e qua è messo male, scusate per la radio accesa, ed è partita la song, se no viene bloccato tutto. Comunque faccia buio fuori, veramente alle 5:30 già era buio, veramente brutto. Noi ci vediamo il prossimo weekend, continuare questo lavoraccio. Ripeto, scusate per il video noioso, ma è così, dai. Se non volete vedere, cambiate canale, non so cosa dire. Comunque dai, vi saluto, grazie se siete arrivati fin qua a vedere tutto il video, vi ringrazio.
Ci vediamo il prossimo weekend. Vi auguro una buona serata, una buona giornata. Vi ricordo, se vi va di supportarmi, lasciate un like che è gratis, iscrivetevi al canale. Siamo quasi a 500 iscritti, dai, aiutatemi. Ci vediamo al prossimo weekend. Ciao!